Oggi denunciamo all'opinione pubblica e a tutti i cittadini interessati alla pedemontana veneta un fatto clamorosissimo, direi scandaloso, gravemente scandaloso. Due tecnici dipendenti dell'ufficio di alta vigilanza del commissario e del responsabile unico del progetto, il 19 aprile 2016, quando è morto Sebastiano Laganga nel tunnel Malo-Castelgomberto, erano presenti almeno 45 minuti prima del decesso. Il documento di cui stiamo parlando è un verbale, il numero 7 del 2016, che questi due tecnici, insieme a due tecnici della società costruttrice e del concessionario, hanno redatto in loco. Il documento riporta in circa 50 pagine, no, quello che hanno fatto e svolto. Lo scopo era verificare lo stato di avanzamento dei lavori e le tipologie di scavo e i materiali che venivano scavati e le quantità. In questa fase si sono incontrati alle ore 14, alle 2 del pomeriggio del 19 aprile, nel lato Valle del Lagno verso Verona, e poi si sono trasferiti successivamente a San Tomio di Malo nell'allora scavo iniziato della galleria in roccia. Sono entrati in galleria, il verbale riporta proprio delle foto, delle situazioni anche complicate, si vede proprio lo scavo. Addirittura nella precedente fase alle Poscole avevano evidenziato la mancanza di alcuni strumenti di protezione degli operai, segnalando la mancanza di caschi e di altri sistemi individuali di sicurezza. È riportato proprio nel verbale. In pratica il verbale si conclude alle ore 15 del 19 aprile, e quello che è sconcertante, gravissimo, e noi pensiamo che questo documento sia già in possesso della Procura, ci riserviamo di produrre i nomi anche perché l'aspetto omissivo di questi due tecnici è rilevante. Quello che per noi è gravissimo è che questi stavano lì un'ora prima del crollo che ha causato la morte di Laganga. Lo deduciamo questo dalla perizia del professor Genevois rilasciata al giudice delle indagini preliminari nel corso della vicenda delle indagini che hanno chiesto anche il sequestro del cantiere. Cosa dice Genevois? Genevois ci spiega che alle 15:20 si è verificato un primo scoppio della mina e alle 15:45, secondo la sequenza che il professore ha ricostruito, Laganga inizia le operazioni di disgaggio che poi ne causano la morte con un crollo di circa 12 metri cubi di roccia. Il crollo è più grande, ma questi 12 metri cubi sono quelli che lo uccidono. Cos'è rilevante dal punto di vista omissivo? Perché i due tecnici, un geometra e un ingegnere, il geometra dipendente della regione Veneto e l'ingegnere consulente esterno per il commissario e per il responsabile del procedimento, l'ingegner Fasiol, avrebbero potuto verificare lo stato di pericolosità della volta. Soprattutto avrebbero potuto intervenire, come l'hanno fatto per i caschi, segnalando il pericolo ed evitando la morte di Laganga. Secondo noi questo aspetto va valutato per le responsabilità che in potenza possono aggravare su di loro per gli aspetti omissivi. Sono due pubblici ufficiali, non c'è tema di smentita, avrebbero sicuramente potuto accorgersi, come scrive Genevois, che il fronte di avanzamento di scavo era eccessivo, cioè risulta che abbiano scavato oltre 16 metri con le mine senza chiodare metà della galleria. La progettazione prevedeva uno scavo al massimo di 4 metri e poi la chiodatura e le operazioni di sgaggio dovevano essere precedenti. In 4 metri il crollo probabilmente poteva essere evitato. Laganga si trovava a lavorare in un fronte di scavo lungo 16 metri e doveva allargare la galleria di altri 4 metri dai 12 iniziali, quindi lui, ritenendo di essere nella metà chiodata, è stato travolto da una metà che non era chiodata, per ben 4 volte non è stata chiodata dopo l'esplosione delle mine. Questo è il punto. Allora ci domandiamo perché questi due tecnici non stanno subendo nessun provvedimento, quantomeno da parte dell'ente per cui hanno lavorato, la regione e chi li ha delegato, che probabilmente il tecnico esterno ha ricevuto anche un compenso per questo. L'altra questione è che i verbali si sono accumulati senza che nessuno se ne accorgesse e quindi per noi questa è rilevante, poiché ci stanno raccontando che in pedemontana è tutto a posto, è tutto tranquillo. In particolar modo la galleria
ha già subito tre crolli e ci hanno sempre detto che la galleria procede in modo normale. Non ci sono preoccupazioni che riguardano i cittadini o che riguardano l'ambiente o che riguardino gli operai. Addirittura il sequestro dell'anno scorso aveva evidenziato, ma sembra magicamente risolto, ed invece adesso emergono questi fatti. Siamo anche in un giorno particolare, che è il giorno della chiusura delle indagini finalmente, a quasi 4 anni dalla morte, ma tra le persone che hanno ricevuto l'avviso di garanzia per un possibile rinvio a giudizio non figurano questi due tecnici che hanno le responsabilità tipiche del pubblico ufficiale, di cui chiediamo alla magistratura di occuparsene.